200 milioni di euro di buco l'anno per 39 anni la durata della convenzione, vuol dire che alla fine rischiamo di avere 8 miliardi di euro di buco. Questo è il capolavoro dell'amministrazione Zaia. Questo è una palla al piede per tutti i cittadini. Superstrada Pedemontana Veneta, un disastro economico per le casse della regione. Così il consigliere regionale del PD Veneto, Andrea Zanoni, che mette in fila i costi e le entrate dell'infrastruttura per tirare poi le somme del bilancio dell'opera. E i conti sono presto fatti. Dicono che la superstrada Pedemontana Veneta sia conveniente. Sì, è conveniente, ma solo per il privato, che riceverà dalla regione ben 12 miliardi di euro in 39 canoni medi ogni anno di 300 milioni di euro. In cambio la regione cosa fa? Si prende gli introiti dei pedaggi, ma gli introiti dei pedaggi nel 2023 sono stati di 63 milioni di euro. Supponiamo che arrivino anche a 100 milioni di euro l'anno con l'ultimo pezzo di superstrada. Questo vuol dire comunque che su 300 milioni di euro l'anno medio che dobbiamo dare al privato ne incassiamo 100 e vuol dire che abbiamo ogni anno un buco di 200 milioni di euro. Ma rivediamo insieme le cifre snocciolate da Zanoni. 12 miliardi di euro è il canone totale dovuto alla concessionaria, suddiviso in quote da circa 300 milioni. Una somma che dovrebbe essere coperta dai pedaggi, ma al momento gli incassi sono ben lontani e il buco annuale potrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di euro. È una palla al piede per tutti i cittadini del Veneto, perché per coprire questo buco milionario ogni anno per 39 anni fino al 2064 dovranno fare dei tagli alla sanità, dei tagli ai trasporti, dei tagli alla sicurezza stradale. Quindi è un disastro per le casse della Regione Veneto.